Jovel Frizzi per la prima volta ad Agrigento con un anfitrione che sta riscuotendo un grandissimo successo. Sì, devo dire sono molto emozionato, non solo perché ho un albergo che affaccia sulla Valle dei Templi, quindi solo questo, voglio dire, ti dà un'emozione straordinaria, ma non conoscevo il teatro dell'Efobo e devo dire che c'ha una sua magia pure lui, sembra quelle cose un po' indiane, non scavate nella roccia, meraviglioso, davvero bello. E questo anfitrione di Jovel Frizzi, che anfitrione è? Allora, intanto è un anfitrione di Plauto, magari fosse di Solfrizzi, e se resiste da più di 2000 anni ci sarà un perché Plauto è un genio, lui si è inventato tutto, si è inventato il doppio teatrale, ha messo gli dei tra gli uomini, gli dei camminano tra gli uomini facendo danni e noi non possiamo fare assolutamente niente, voi non potete capire la modernità di Plauto, perché chi sono gli dei moderni? Sono i social, sono gli algoritmi, sono quelle cose che sono sulla nostra testa e noi non possiamo fare niente, sono quelle che addirittura ci indicano la strada e noi pensiamo che sia la strada giusta. Plauto perché non lo si faceva da un sacco di tempo, io avevo questa idea da tanto ed è stato un incontro meraviglioso. Poi Plauto ti dà la possibilità di contaminare il vecchio con il nuovo, di attingere a piene mani nel presente e allora siccome mancava tutto il terzo atto alla scrittura mi sono molto divertito. Quindi sarà anche una grande occasione per il pubblico di Agrigento, ma non solo, perché c'è anche una forte componente turistica nel pubblico del teatro di conoscere sul Frizzi, sul palco e non soltanto da quello che si è visto in televisione, sicuramente un gran bel lavoro il tuo negli anni, farsi nel cinema. Sì, beh, il teatro è la mia passione, io mi sono formato al teatro per cui da qualche anno sono ritornato, collaboriamo con la compagnia Molière, stiamo facendo un bellissimo percorso, abbiamo iniziato proprio da Molière, però ci piace, noi alterniamo grandi classici e opere moderne, siamo state 2 stagioni in giro con l'Anatra all'Arancia e quest'anno addirittura torneremo per la terza stagione, è uno spettacolo che ha avuto veramente un enorme successo, adesso questo Plauto, anche questo ha avuto una tale accoglienza che torniamo anche a Roma addirittura all'Ambra Iovinelli, insomma uno spettacolo che ci sta dando tantissime soddisfazioni, io sono felicissimo di incontrare il pubblico di Agrigento, è la prima volta che sono non solo in questo teatro ma anche proprio ad Agrigento, quindi a maggior ragione è un incontro, voglio dire, spero che sia felice, di quelli dove ci si abbraccia e dove ci si dà appuntamento per la prossima volta, però io ne sono sicuro, questo è un bellissimo spettacolo e sono certo che la gente si divertirà.